Benvenuti a tutti. Iniziamo questo secondo incontro di Libri in Porto. Siamo al porto di Ostia con una splendida vista mare, è anche caldo, quindi settimana scorsa abbiamo beccato una serata di vento freddo, invece stasera c'è propizia. E siamo qui con Giovanni Frisulli che presenteremo fra un po'. Perché come sempre noi iniziamo subito leggendo un piccolo brano del suo ultimo libro che si intitola Devo dirti una cosa. Leggi tu o leggo io? Dai. Oh, finalmente è sabato. Oggi non si lavora, però mi toccherà comunque fare qualcosa di estremamente noioso: pulire la casa. Certo, sarebbe tutto più facile se Marco mi desse una mano, ma credo che la probabilità che mi aiuti è la stessa che avrebbe un fulmine nel colpire uno spaventapasseri in un giorno d'agosto. Spalanco la porta della sua camera, ed eccolo lì, steso sul letto con la faccia incollata nello schermo del computer, le cuffiette nelle orecchie e il cellulare nella mano sinistra. Ma come farà a non essere ancora rincretinito tra tutte quelle radiazioni maligne? Appena provo ad aprire bocca per pronunciare la prima lettera del suo nome, con un movimento felino si toglie una delle cuffiette ed urla: «Papà, esci fuori dalla mia stanza, non vedi che sono impegnatissimo?» Allora, per prima cosa chiariamo che finché non porterai dei soldi a casa, questa stanza, insieme a tutte le altre, è di mia proprietà. Comunque, ero venuto a chiederti una mano a fare le pulizie settimanali, visto che versiamo in condizioni disastrose e la polvere comincia a accumularsi un po' ovunque. Mi guardo in giro. Non avevo ancora avuto modo di controllare lo stato della sua cameretta. E devo dire di non esserne per niente sorpreso. Sembra che sia scoppiata una bomba, con vestiti persino sul lampadario, e calzini a coprire qualsiasi pertugio dal quale possa fuoriuscire qualche forma di luce. Bene, bene, vedo che qui qualcuno ha provato a conquistare dei territori a risico, con carri armati e fanteria. Metti immediatamente a posto questa camera, sembra un letamaio. Ok, avete appena ascoltato l'incipit dell'ultimo romanzo di Giovanni. Giovanni, come vedete, è giovanissimo. Prima di questo romanzo ha però scritto una silloge di poesia. Tra l'altro lui è appassionato in particolar modo delle poesie di Shakespeare, leggevo nella tua bio, quindi insomma viene da quel mondo lì. Mi stava raccontando poco fa che ha iniziato a scrivere da giovanissimo, esortato anche dalla sua professoressa di italiano delle scuole medie, quindi ha iniziato nelle scuole medie a pubblicare le prime poesie sul giornaletto dell'istituto. Questa è un po' la storia di Giovanni. Questo libro è nato per la casa editrice Montag un anno fa circa e oggi Giovanni è qui per raccontarcelo, e direi senza spoilerare troppo, quindi senza raccontare proprio tutta la trama, di che cosa parla in generale questo libro. Dai un'idea, avrete capito, immagino già dall'incipit, che sicuramente viene tracciato un rapporto piuttosto, come dire, anche usuale tra chi? Tra un padre giovanissimo di 32 anni e un figlio di 16 anni. E inevitabilmente un rapporto conflittuale perché la mamma di questo ragazzo manca per vari motivi, e quindi il padre, trovandosi da solo a crescere questo figlio che ha avuto al liceo, è proprio inevitabile che abbia dei problemi generazionali con suo figlio. E anche dei problemi di gestione quotidiana, insomma, che penso che poi nei quali penso che tutti i genitori si siano molto ritrovati, anche tutti i figli presenti qui si siano ritrovati. Quindi insomma, quante volte tua mamma ha detto: Giovanni, metti a posto la cameretta? Non lo so, troppe volte, quindi è stato marchiato a fuoco da questa cosa. Allora Giovanni, io ti dico, appena ho cominciato a leggere il tuo libro ho immaginato che si trattasse di un romanzo di formazione. Man mano che ne parliamo vedremo anche il perché ho avuto questa impressione, perché ci sono comunque tutta una serie di situazioni, degli intrecci, ma all'inizio comunque viene tracciata anche una storia abbastanza comune nella sua quotidianità. Andando avanti invece, verso la seconda metà del libro, o verso forse un po' più davanti della seconda metà, questo libro ci riserva delle sorprese un po' inaspettate, perché comincia ad avere delle connotazioni quasi di libro noir, perché succedono delle cose che insomma lo allontanano un po' dal romanzo di formazione. Quindi ti vorrei chiedere, tu come lo definiresti questo romanzo? Secondo te a cosa assomiglia, o quantomeno qual era la tua intenzione narrativa? Nel senso, io mi sono chiesta se la cosa ti ha preso un po' la mano man mano che andava avanti, oppure se nella tua testa già era ben tutto in mente sin dall'inizio. Allora, la cosa in realtà è stata molto casuale, perché io sono partito con un piccolo post-it con scritti una decina di nomi. Ok, c'è quindi una zanzara che ti sta... che bello. No, passa per te.
Questi nomi non avevano nulla, soltanto proprio il nome e qualcosa che potesse caratterizzarli, ma non avevo intenzione di analizzare psicologie, non avevo intenzione di farlo diventare noir, giallo, rosa, formazione. Man mano che sono andato avanti c'è stata questa necessità di aggiungere cose e poi è cominciato appunto come un romanzo di formazione, poi anch'io mi sono accorto che andando avanti stava cambiando colore, stava diventando arcobaleno. Difatti nella postfazione io scrivo forse noir, forse giallo, forse rosa, non lo so, perché non lo so neanche io che cos'è. Quindi mi sembra di capire, se non ho interpretato male quello che hai detto, che la tua intenzione primaria era quella comunque di raccontare una storia. E allora la domanda mi sorge spontanea, nonostante non fosse scritta nel mio prontuario, la domanda è: come mai proprio una storia che parla di, essenzialmente, almeno all'inizio, poi sveliamo un pezzettino alla volta, ma all'inizio sembrerebbe quasi che questa storia sia la storia di un rapporto padre-figlio, quindi di un conflitto generazionale. Da dove arriva questa primaria necessità, che poi vedremo si trasforma, ma nasce così, insomma? Arriva stranamente dalla necessità di non voler diventare quello che poi sono i due personaggi del libro. Cioè non ho intenzione di avere un figlio a 32 anni, a 16 anni, e non è successo, e non ho intenzione di avere un rapporto conflittuale con lui. Quindi tutto quello che ho scritto è esattamente l'opposto di quello che io vorrei diventare. Ok. Cioè l'ha scritto proprio per metterlo là a monito, cioè questo no. Ogni tanto se lo legge, Giovanni va lì e dice ok, questo no, questo no, questo no. Va bene, quindi insomma all'inizio si racconta di questo rapporto conflittuale e la cosa interessante del libro è che non c'è un unico io narrante, quindi non è sempre Giovanni che è il padre, l'abbiamo detto i nomi, Giovanni e Marco, non è sempre Giovanni a parlare, non è sempre Marco a parlare, in realtà di capitolo in capitolo e a volte addirittura all'interno dello stesso capitolo cambia l'io narrante, e questa cosa è molto interessante perché comunque abbiamo l'occasione, anche rispetto alla stessa situazione che viene narrata, di vedere due punti di vista, quindi come la interpreta l'uno. Abbiamo letto prima il pezzettino del ripulisci la stanza, andando avanti Marco parla e la racconta in un'altra maniera, esattamente come succede nella vita quotidiana. Quindi proprio partendo da questa duplicità di punti di vista, ti volevo chiedere come ti sei immedesimato, nel senso che quando uno scrittore comincia a scrivere inevitabilmente comincia ad assumere il punto di vista in particolar modo di un personaggio, qui invece c'è questa alternanza, per cui volevo chiederti come hai fatto a immedesimarti ora nell'uno, ora nell'altra, e soprattutto, vista la differenza generazionale, nonostante anche Giovanni sia giovanissimo, se ti è stato più facile o più difficile o invece uguale immedesimarti dal punto di vista del padre o del figlio, cioè qual è stata la cosa più semplice per te o uguale, non lo so, dici tu. Allora, la cosa più semplice è stata sicuramente immedesimarmi in Marco, perché tutto quello che fa Marco è esattamente quello che facevo io. Io a 16 anni ero esattamente così, le cuffiette nell'orecchio. Quindi è un po' autobiografico anche questo libro. Più di quanto io pensassi. Quando ho cominciato a scrivere ho detto non ho intenzione di fare un'autobiografia, rileggendolo è stata praticamente un'autobiografia per tanti aspetti. Scusa, no, mi è venuto in mente, prima parlavo con tua mamma che è qui con noi e diceva che in realtà lei ha riconosciuto nel libro tantissimi personaggi, quindi forse tu non avevi intenzione di scrivere un libro autobiografico, però l'ispirazione di diversi personaggi, come sempre succede, perché tutti facciamo così, l'hai attinta dalla tua vita quotidiana, mi sembra, giusto? Sì, perché ho pensato inizialmente che non potessi scrivere di cose delle quali non sapevo, quindi tracciare i profili psicologici di personaggi e farlo totalmente di fantasia mi sarebbe risultato difficilissimo. Quindi sono partito fortunatamente facendo il capo scout ho tante persone con la quale parlare, quindi mi sono trovato abbastanza bene a prendere parti di caratteri e metterli insieme. Sì. Sì, infatti diciamo anche questo, allora Giovanni oltre ad essere uno scrittore è al suo secondo libro, quindi è giovanissimo, per cui ha una lunga carriera davanti, è un capo scout, è un arbitro di calcio ed è uno studente di scienze della comunicazione, se non sbaglio. Quindi insomma la tua giornata è molto piena, ma certamente tutto quello che fai ti mette molto nelle condizioni di avere degli scambi con ragazzi fondamentalmente, perché penso che anche l'arbitro di calcio tu lo faccia per una categoria, non lo so se per gli adulti o per ragazzi insomma di età più o meno del nostro Marco.
quindi insomma hai una bella visuale che ti consente di analizzare tante cose. Visto che parlavi di Marco, io direi di presentarlo un po' questo Marco attraverso la lettura di un altro piccolo brano. Sì, numero 2. Numero 2. Ok, leggiamo da qui fino a dove? Fin dove finisce. Verifica elaborati, eccoci qui. Tuona il professor Corallaro. E tutti cominciano a tremare cercando affannosamente i disegni nella cartella. Qualcuno invece spera, invano, che siano rimasti nel cestino dei rifiuti della settimana prima, accartocciati a mo' di pallina per giocarci a calcio. Il professore comincia a dare i numeri, nel vero senso della parola, ma quando arriva il mio turno, strabuzza gli occhi ed esclama compiaciuto. Questo ragazzo è un artista, proprio come suo padre ai tempi del liceo. 8 e a posto. Torno compiaciuto al mio posto, strizzando l'occhio a Beatrice, alla quale avevo fatto i disegni, quindi sapevamo che avrebbe avuto lo stesso voto. E quando arriva il suo turno, dopo la correzione, chiede al prof di uscire e dopo averla accontentata mi guarda e sorridendo dice: "Mi vai a prendere un caffè così ti fai pure un giretto?" Esco, vado al bar con Bea e cominciamo a parlare del più e del meno, come è normale fare tra fidanzati. Ah, giusto, non ve l'ho presentata ancora. Lei è Beatrice, bionda da fare schifo e un fisico da urlo, con degli occhi color mare nei quali mi perderei per ore, salvato dal naufragio solo dalla campanella o da qualche professore che mi urla nelle orecchie per farmi tornare coi piedi per terra. È la mia fidanzata da qualche mese, ma ci conosciamo da 4 anni. Siamo dal primo liceo nella stessa classe a 2 banchi di distanza, per non dare troppo nell'occhio con i professori, anche se è inutile, visto che lo sa già mezzo collegio dei docenti e tutta la classe, soprattutto la parte femminile, perché nonostante le premesse all'inizio della nostra storia, mi raccomando, nessuno deve saperlo in classe e fuori. Bea, dopo 2 ore, l'aveva già raccontato a tutte le sue compagne. Ma forse è meglio così. Non bisogna nascondere una cosa così bella a nessuno. Abbiamo molto in comune, non ultimo il fatto di essere cresciuti con un solo genitore. Lei perché suo padre è morto, io perché mamma ha deciso di lasciare papà molti anni fa. Proprio mentre stiamo rientrando in classe, io col caffè del prof in mano, mi dà un bacio a stampo e sento una voce dietro di me, subito dalla preside. Mi giro, vedo la prof Coppo con le mani nei capelli, che ci guarda con gli occhi fuori dalle orbite, manco avesse visto un fantasma. Prof, il tempo di dare il caffè a Corallaro, se no si raffredda, ed esco. Entro in classe, informo il prof della spiacevole situazione. Lui lascia tutto e viene fuori con me. Così ci presentiamo nell'ufficio della preside come il quartetto Cetra. Questi ragazzi si stavano accoppiando fuori dalla classe, in un luogo pubblico. Io pretendo che vengano sospesi in mantinente per almeno 1 settimana. Sì, e io pretendo che vengano anche denudati, legati a un albero e frustati con un gatto a 9 code. Ma per piacere, Coppola, stai zitta. Questi ragazzi non facevano nulla di male, stanno insieme e sono sicuro che al massimo ci sarà stato un bacetto. Tu, Corradi, cosa hai da dire? Beh, preside, confermo quello che ha detto il prof Corallaro. Ci siamo dati un bacio neanche troppo passionale, stavamo rientrando in classe e dovevo portare il caffè al prof, visto che era impegnato nel correggere i disegni. Diglielo anche tu, Bea. Preside, che le devo dire? Questo è. Non ci sono altre spiegazioni. Forse sono stato incauto io a dargli un bacio, ma non mi sembrava tanto strana come cosa. Va bene, dai, potete andare tutti e 2. E grazie anche a voi, professori, tornate alle vostre faccende. Usciti dalla presidenza, Corallaro lancia un'occhiataccia alla Coppola, la quale gira i tacchi e va via verso la sala professori. Grazie, prof. Lei ci salva sempre da queste situazioni. Dovere, caro mio, dovere. Se stessimo a sentire quella pazza, mezza scuola sarebbe sospesa e l'altra metà espulsa. Dai, torniamo in classe che devo mettere qualche 2 ai tuoi compagni di classe. Ah, Beatrice, complimenti, disegni proprio come Marco, fate persino gli stessi errori sulle sfumature. E si mette a ridere strizzandoci l'occhio. Ok, abbiamo letto un piccolo brano che ci permette di entrare più in dettaglio, no, nel mondo di Marco, della scuola, dei compiti in classe, le interrogazioni, dei compiti copiati, no, come alla fine dice il professor Corellaro quando dice fate persino gli stessi errori nelle sfumature, è ovvio che avevano copiato tutto, però in questo piccolo brano che io l'ho scelto per 2 motivi. Prima di tutto perché viene presentata la fidanzatina Beatrice, che poi andando avanti nella storia assumerà un'importanza rilevante, e l'altro personaggio che anche lui è un personaggio chiave per certi, non chiave ma comunque un personaggio che ha il suo perché all'interno della storia, è questo professor Corallaro. E sempre senza spoilerare troppo, raccontiamo un po' di cose, nel senso si capisce da quello che dice Marco, che quando parla dei genitori anche di Beatrice, che Beatrice ha perso il papà e anche lui ha perso la mamma perché la mamma è andata via quando lui era piccolo, quindi quando lui aveva 4-5 anni.
Dici qualcosa in più, perché comunque li dobbiamo un po' incuriosire. È veramente così? E poi questo professor Corallaro, perché li difende così tanto? Perché è così affettuoso, quasi come un secondo papà con Marco e con Beatrice? Allora, il professor Corallaro è così affettuoso perché era il professore di Giovanni quando andavano al liceo, e Marco, ai primi mesi di vita, primo anno di vita, l'ha passato a scuola. Insieme alla mamma, chiaramente, avendo un figlio a 16 anni, dovendo finire il liceo, era inevitabile portare il figlio a scuola, specie se i nonni non hanno intenzione di tenertelo. E quindi il professore ogni tanto, papà anche lui, faceva addormentare il bimbo tra le sue braccia. C'è un affetto antico, di C'è cui un Marco affetto. non sa nulla però. Di cui Marco non sa nulla, e il padre glielo dice più avanti, sì, dopo gli viene proprio storta come confessione. E niente, sostanzialmente la mamma non c'è perché ha deciso, diciamo, qualcuno ha preso la decisione per lei di farlo andare via, diciamo così. Diciamo che succede un fatto. Succede qualcosa Succede un fatto a un certo che la costringe ad andare via. Vabbè, poi lo sveleremo andando un po' più avanti. Andando un po' più avanti, anche perché abbiamo detto che è un romanzo dalle tinte noir, quindi diciamo che fino a un certo punto questa è la vita di Marco. Marco è un ragazzo di 16 anni che va a scuola, c'ha la fidanzatina, c'ha questo professore affettuoso con lui ma che in realtà non capisce neanche troppo il perché, e succedono delle cose molto normali, molto quotidiane, molto casalinghe, che però a un certo punto succede un fatto. Ed è un fatto che porterà, man mano che si snoda tutta la vicenda, a scoprire delle cose e soprattutto a svelare, porterà Giovanni, che è il papà, ad essere costretto a svelare tutta una serie di, chiamiamole bugie bianche, o comunque bugie che lui era stato costretto a dire, o che almeno pensava fosse la cosa giusta da fare, e che in qualche modo catapulterà tutta la vita di Marco in una quotidianità che non sarà più così banale e non sarà più solo fatta di metti a posto la camera oppure preparati per i compiti in classe, ma si troverà a dover fronteggiare ben più del tipico conflitto padre-figlio. Diciamo che la situazione diventa un po', no? È così? Assolutamente sì, a questo punto facciamo questo piccolo spoiler. Ok. La mamma viene uccisa da qualcuno, non si riesce a sapere perché, non si riesce a sapere da chi, un incidente stradale. Chiaramente anche il titolo, devo dirti una cosa, nasce dal fatto di dover nascondere qualcosina, perché quando due persone dicono dobbiamo parlare, c'è sempre qualcosa di negativo. Se penso a due fidanzati, devo dirti una cosa, lascia presagire qualcosa di positivo. E la bugia bianca che il papà è costretto a dire è proprio questa qui, per nascondere, perché vuole troppo bene a suo figlio e perché è difficile dire a un ragazzino di 5-6 anni che la mamma è morta. Sì. È altrettanto difficile dire che la mamma è andata via perché ha scelto di fare un'altra vita, quindi comunque tra il dichiarare un abbandono e il dichiarare una morte non so quale può essere il male peggiore o minore, ma come spesso succede nella vita, alla fine Marco che vi ricordate, lui sa sempre che la mamma è andata via, fondamentalmente poi ce l'ha col padre, e questa è una cosa non troppo strana, nel senso che molto spesso capita che poi alla fine la conflittualità venga a emergere proprio con le persone che in realtà ti sono più vicine, ti curano nella tua quotidianità. Lui è convinto fino a quasi alla fine del libro che la mamma sia andata via perché il papà non sia riuscito a trattenerla sostanzialmente, e quindi di questo incolpa il padre, e forse il conflitto normale genitoriale viene acuito anche da questo senso. Però andiamo un pochino più avanti. Abbiamo detto che il romanzo nel suo proseguo comincia ad assumere queste tinte noir. Chiaramente il padre nella narrazione comincia a svelare che la moglie in realtà ha subito un incidente, ma neanche lui sa che è stata uccisa. Cioè lui sa che la moglie ha avuto un incidente nella quale è morta, ma poi l'incidente era stato archiviato come indagine. Però poi che cosa succede? Quali sono gli elementi nella quale poi rientra anche Beatrice che fanno veramente assumere a questo romanzo una tinta noir? Succedono delle altre cose, non è solo quello che poi si scopre essere l'omicidio della mamma, succedono degli altri fatti strani, se ci vuoi accennare. Sì, succede che esce qualche altra persona legata a Giovanni e Marco, Sì.
escono nuovi elementi all'interno di un'indagine che oramai era chiusa perché era stata declassata omicidio stradale con pirata della strada, quindi una denuncia verso ignoti e basta. E Giovanni poi si vede costretto a dire determinate cose al figlio perché non riesce più a reggere troppe bugie, poi a un certo punto scoppi. Sì. Come dicevi tu, man mano che si va avanti compaiono tutta una serie di altri personaggi minori, che poi tanto minori non sono ai livelli della narrazione perché si rivelano essere anche personaggi importanti proprio per dare un senso alla storia. Diciamo che intorno a Giovanni figurano tutti i suoi amici d'infanzia, tutta questa gang di ragazzi che avevano condiviso con lui quegli anni, e molti dei quali sono rimasti tuttora, insomma, all'epoca della narrazione, suoi amici, quindi compaiono tutta una serie di amici, di amiche, eccetera, 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 fin quando appunto succedono altre cose. Noi non vi vogliamo raccontare tutto perché il libro lo dovete comprare, però il rapporto tra padre e figlio andando avanti non migliora, anzi peggiora. Poi arrivano personaggi inimmaginabili, il famoso Cristiano per esempio, che è un altro personaggio che arriva così all'improvviso nella vita di queste persone. Non diremo che è Cristiano, ma che è un altro ragazzo di 18 anni, quindi quasi coetaneo di Marco, ma è in qualche modo un arrivo che arriva dal passato, quindi, e che svela anche al papà di Marco delle altre verità che lui neanche conosceva. Quindi, come vedete, noi stiamo cercando di dire e non dire perché non vogliamo raccontare tutta la trama, però si capisce che ci sono tutta una serie di colpi di scena e di situazioni che succedono, e a un certo punto è come se questa strana ragnatela fatta di tanti fili si ricongiungesse in una trama più unitaria, perché a un certo punto non si capisce più bene quello che sta succedendo, quantomeno ci sono tanti elementi che come piccole pedine di un puzzle, come si chiama? Pezzi di un puzzle, tessere, piccole tessere di un puzzle devono essere poi ricomposte, però questo alla fine succede, alla fine c'è un chiarimento, si capisce tutto, e le bugie che vengono rivelate a Marco in realtà vengono anche rivelate in qualche modo allo stesso Giovanni, perché pure Giovanni riesce a comprendere e a fare luce su tante cose che anche nella sua idea erano abbastanza così conclusionate. C'è un personaggio però di cui vorrei che tu ci raccontassi un po', ed è anche un altro ritorno nel passato, è Deborah. Chi è Deborah per Giovanni? Allora, Deborah per Giovanni è la migliore amica. E rimane la migliore amica per un po' di tempo all'interno del libro. È una persona con la quale ha condiviso tanto, una persona che conosceva la mamma di Marco, che gli è stata vicino soprattutto quando la mamma di Marco è morta, Alessandra, diciamo, sì, questo è un piccolo spoiler ma è solo un nome. E che poi si scopre essere anche qualcosa di più all'interno della vita sia di Giovanni sia di Marco. Sì, poi dopo vedremo. No, è bello perché stiamo cercando di dire e non dire, però va bene così. C'è un episodio in particolar modo nel quale tutto viene nel quale Marco si rende conto che c'è qualcosa che non sa. Mi riferisco a quando entra in contatto con il mondo di Roma, perché loro è ambientato a Napoli, il romanzo sì. Non mi ricordo, comunque in Campania. A un certo punto il papà lo invita a fare una gita a Roma, e a Roma entrano in un hotel, questa cosa la possiamo dire perché sennò poi non si capisce, e inavvertitamente Giovanni alla reception dell'hotel ascolta una mezza conversazione tra il suo padre e la persona che sta alla reception, e vi leggiamo un piccolo, però questo lo leggo io perché ci sono tutta una serie di segni. Quindi lui ascolta questa cosa e succede così: salgo in camera con una confusione assurda in testa. Marco è sul letto, sempre con le cuffiette nelle orecchie, noto però che ha due righe di lacrime che gli scendono dagli occhi, stringendo il cellulare quasi a romperlo. Eccomi, quel signore è un amico di me e mamma, strano che sia qui, eh? Perché non me l'hai detto? Come cazzo hai fatto a tenermelo nascosto? Le parole si mescolano con le lacrime. Fai schifo come persona e come padre. Sono passati 11 anni e mi hai sempre mentito dicendo che mamma fosse andata via per non farmi soffrire, invece è morta. Mi hai dato una speranza falsa di poterla riabbracciare, ma niente. Ero tornata perché avevo lasciato le chiavi della stanza sul bancone. Scopro che mia madre è morta e mio padre è un cazzo di bugiardo. È morta e non sei neanche tu a dirmelo, devo sentirlo da uno sconosciuto. Lei non voleva andare via, non ero io che non andavo bene, è la vita che l'ha allontanata da me, e tu mi fai schifo. Non voglio più avere niente a che fare con te, vattene dalla mia vita.
Quelle parole suonano come pugnalate, non faccio neanche caso agli insulti che sono sicuro di meritare tutti. Ho sbagliato, ho fallito come padre. È giusto che voglia andare via da me, ma non lo accetterò mai. Vado a chiedere un'altra stanza. Non ci provo neanche a parlare, a rispondere o a giustificarmi, non ci sono parole per quello che gli ho fatto. Insomma, è bello intenso come questo pezzo di brano. Cosa sta succedendo quindi qui? Marco viene a scoprire così inavvertitamente che la madre è morta e da qui inizia il momento delle rivelazioni, perché è ovvio che Marco a questo punto non si accontenterà più di mezze verità, vorrà andare in fondo, poi nel frattempo succedono delle altre cose per cui la situazione si complica e si ingarbuglia ancora di più, ma sicuramente è un momento di intensa rivelazione nella quale il rapporto fra i due sembra quasi essere arrivata a un punto di totale interruzione. Poi per fortuna le cose vanno un po' diversamente. Parlavamo prima di Deborah. Deborah è una persona che poi viene dal passato di Giovanni, è una sua vecchia amica, compagna di scuola, rimane amica anche appunto quando succede l'incidente stradale, ricompare nella vita di Giovanni, assume un ruolo ovviamente, perché era abbastanza presumibile nella vita di Giovanni, ma al di là di quello che succede, nella narrazione l'ingresso di Deborah secondo me segna proprio un punto segna un po' un punto di volta tra la situazione legata alla quotidianità e al racconto e invece tutto quello che arriverà dopo, quindi i chiarimenti, le rivelazioni. È come se il suo ingresso con tutto ciò che ne verrà fuori dopo portasse un po' questa cosa. Volevo darti questa mia impressione e chiederti insomma se la condividi ovviamente e se anche questa è stata una cosa costruita o successa, cioè i personaggi alla fine hanno fatto da soli nel tuo libro oppure l'hai continuato a governare tu? I personaggi hanno fatto tutto da soli, perché come ti ho detto all'inizio io non avevo intenzione di scrivere nulla di tutto quello che c'è scritto, erano soltanto 10 nomi su un post-it. Ok, e poi i nomi tra l'altro ho letto da qualche parte che sono in ordine alfabetico, hai seguito tutte le lettere alfabetiche? Ho seguito esatto Dici un po' l'ordine. sta curiosità. Allora, non volevo che si mischiassero troppo le lettere. Ah. Ok, io odio un sacco la confusione, odio tante cose che si vede in questo libro. Ma ce lo dici però che cosa? Sì, odio il fatto che ci sia un narratore in terza persona, quindi una persona che sa tutto ed è il motivo per cui ci sono tante persone che parlano. Okay. Cioè, quando Marco è chiuso nella sua stanza, Marco può sapere che cosa sta succedendo, no il padre, non certo. Deborah. Quindi questo è il motivo per cui tante persone parlano, forse troppe. E sì, effettivamente è successo tutto da solo, quindi quando questa cosa che tu hai detto è giustissima che Deborah segna questo punto di svolta, ma non era una cosa voluta, cioè a un certo punto mi sono accorto che la parte psicologica dei personaggi non mi bastava più, ho cominciato a inserire tante cose e quindi c'è questo omicidio, c'è Deborah, c'è questa conversazione che Marco riglia. Ci sono tante cose che all'inizio non dovevano proprio esistere. Ma tu, nel momento in cui poi si svela questo omicidio di Alessandra, che è la mamma di Marco, poi succedono anche altre cose, si scoprono anche altre tinte fosche. Già lo sapevi che era l'assassino anche questo? Perché francamente quando io poi sono arrivata alla fine ho detto ops, come sempre, però vuol dire che è un buon noir da questo punto di vista perché non si capisce subito l'assassino è il maggiordomo, no? Quindi, però volevo chiederti se tu almeno nella tua testa già lo sapevi dall'inizio oppure no? Diciamo che avevo un'idea, una volta preso quel personaggio che rappresenta la parte peggiore delle mie conoscenze tra gli amici, quindi l'insieme di caratteri delle parti peggiori, avevo già deciso che quello dovesse essere l'assassino. Dovesse mazziato. Sì. Senti, ma prevedi un sequel? Perché il romanzo finisce a un certo punto, però si presterebbe benissimo ad essere continuato, quindi volevo chiederti se nella tua intenzione, poi parleremo di altri progetti, ma su questo se hai intenzione di di continuare a dar vita ai personaggi che hai tracciato. Sì, c'è già un sequel sul mio computer, qualche capitolo in realtà, e la storia esattamente come finisce il libro, così riprende sul sequel. Quindi la storia di Marco e Beatrice. Ah, quindi continuano. Esatto. Ok, allora tu vuoi fare qualche domanda, maestro, che non hai letto il libro? Io non ho letto il libro, però sono affascinata dal fatto che in un libricino così piccolo ci sia veramente tanta roba, soprattutto tanta gente. Affollatissimo questo libro.
Quindi mi pare di aver capito che c'è molto di autobiografico. Leggevo prima un pezzo dove lui cioè, va di corsa perché deve andare ad arbitrare e tu sei sì. l'arbitro di calcio. No, io volevo chiederti, e poi hai raccontato questa cosa che mi piace molto, quindi io dico sempre che un romanzo, una storia, un racconto funzionano quando i personaggi cominciano a camminare per cavoli loro, cioè vanno proprio di vita propria e quindi evidentemente funziona. Quali sono i tuoi momenti per scrivere? Cioè qual è il tuo tempo per scrivere? Allora, questa è una domanda che quando vado nelle scuole medie mi fanno tutti, perché sperano che io risponda al posto dei compiti e così loro hanno la scusa per non studiare. E in realtà la cosa è molto casuale, cioè mi è capitato di scrivere alle 8 di mattina, mi è capitato di scrivere alle 3 di notte, perché Non sei un metodico? No, anche perché le mie giornate vanno tra gli allenamenti, le partite, gli incontri con gli scout, quindi ho dei determinati orari che non posso saltare e quindi ho laddove esattamente c'hai uno spazio. dove c'ho lo spazio e dove mi viene anche l'ispirazione, un po' come faccio con la poesia. Certo. Cioè quando mi viene prendo e scrivo, non ho un momento preciso. Perché questo non è il primo libro, tu avevi pubblicato anche una sillogia di poesia prima di questo. Come e perché passare dalla poesia? Era una tua domanda che ti eri già preparata. No, però bella. Però sì, appunto perché sono linguaggi totalmente diversi, no? Quindi passare dalla poesia alla narrativa, come ti è venuto in mente, come sta questo processo? Allora, il processo è che la poesia io ho cominciato in prima media e ho terminato più o meno in terzo quarto liceo, ok? Sempre con Hai il terminato, quindi è un capitolo chiuso? Per il momento sì. Per il momento sì, ho fatto qualche piccola poesia nel 2020-2021 durante il lockdown, ma nulla di veramente serio. Questa pubblicazione è una pubblicazione di quando eri molto più giovane da adesso, che già ancora sei. La scrittura sì, la pubblicazione credo sia anche più recente del libro. Ah, Sì. bene. E quindi sto passaggio come è avvenuto? Questo passaggio è avvenuto semplicemente che al liceo per motivi di tempo non avevo proprio possibilità di scrivere poesie, non avevo ispirazioni e ho cominciato per scherzo a scrivere dei miei professori al liceo e poi più seriamente a scrivere questa storia qui. Possiamo svelare quello che mi ha detto prima privatamente, mi ha raccontato che c'è un prequel di questo libro dove vengono raccontati moltissimo alcuni personaggi del suo liceo nei quali si sono riconosciuti i professori e praticamente gli hanno vietato di pubblicare il libro. Quindi qui gli stavo un po' dicendo prima che forse deve imparare a fare una trasposizione dei personaggi in modo tale che non siano proprio così riconoscibili e non essere passibili di denuncia, però evidentemente lui è un fino osservatore, perché se hai questa volontà di raccontare tutto quello che ti piace e che non ti piace, insomma è una cosa abbastanza interessante. Progetti per il futuro, a parte questo sequel del libro, cosa stai facendo? Che idee hai? Allora, l'idea è scrivere qualcosa di totalmente diverso, tipo qualcosa che non sia verismo e non sia verosimile. Quindi un mix in realtà, perché neanche il fantasy mi piace troppo. Come ho detto prima, non voglio scrivere di quello che non conosco e non ne sono ancora in grado, quindi qualcosa di simile ma che non diventi Dracula di Bram Stoker, per intenderci, ok? Totalmente verso il fantasy. Un'altra cosa invece volevo chiederti, quali sono i tuoi autori preferiti, quelli su cui ti sei, tra virgolette, fermato, o quelli a cui ti sei ispirato, o se ti sei ispirato a qualcuno? E poi qual è il libro che era sul tuo comodino? Che questa è una domanda che io faccio sempre. Allora, ispirato è strano da dire, ma io sono un lettore di Stephen King, che parte c'entra. Ho letto qualcosina di Pynchon, Vizio di forma, e Il lungo addio di Chandler, quindi noir, hard boiled, quella parte lì.
Quindi esatto. però hai una propensione verso questo stile. Sì, perché inevitabilmente leggendo ho imparato quello stile lì. Dopodiché sono un tolkieniano convinto. Vedi? Esatto. E il libro che ho adesso sul comodino è la trilogia di Eragon. Ah, bello, Di io ho letto Paolini. un sacco di anni fa, bei libroni. Bei libroni. Senti, allora tu sei giovanissimo, fai scout, fai l'arbitro, quindi non tanto quando arbitri perché ovviamente sei impegnato in tutt'altro, però mi chiedevo se quando tu sei nei tuoi ritiri con gli scout, dove hai anche tanti ragazzi poco più piccoli di te poi alla fine, se tu racconti, cioè se ti fai conoscere anche come scrittore, se magari avete letto delle cose insieme, cioè quanto porti la scrittura nella tua vita quotidiana, oppure poi alla fine non lo sa nessuno se non i tuoi parenti più stretti, questa tua vena. Allora, se fosse per me non lo saprebbe nessuno. Infatti hai un agente. Esatto. Non saresti qui tu oggi se non ci fosse Donald. Esattamente, perché come per la poesia, secondo me è una cosa talmente personale che avrei preferito tenerlo per me, però poi sono contento di come stanno andando le cose. Ai ragazzi degli scout è piaciuto tantissimo, l'abbiamo letto, loro hanno insistito per leggerlo perché io non volevo, però si sono presentati in libreria e l'hanno preso contro la mia volontà. Cioè uno scrittore, scusate, uno scrittore che dice non comprarmi i libri, non comprare i libri, capisci che non stai facendo un buon marketing? Cioè, no, non va bene. Però tra gli amici. Sì, alla fine molti ragazzi si sono anche riconosciuti in qualche personaggio, sì, perché qualche carattere, chiaramente molto mascherato, appartiene. Beh, insomma, tante cose. Tu vuoi fare qualche altra domanda prima di passare all'ultimo brano? No, a proposito di quello che ho detto io, volevo sapere se qualcuno ti ha minacciato, visto che sì, sei riconosciuto. I professori, tanto non ci stanno qui i professori. Allora, perché io ho fatto diverse revisioni a quel primo libro che ho scritto, che la prima parte aveva proprio i nomi, ma quella è rimasta nel computer. Ah, ok. Ho cambiato i nomi, però i professori si sono riconosciuti, nonostante io avessi sempre detto che erano cose molto romanzate, loro si sono riconosciuti proprio in alcuni atteggiamenti. E quindi non dico che è arrivata una querela perché non è vero, però più o meno siamo arrivati a quella cosa lì. Però posso dire una cosa, hai fatto un servizio sociale, perché il fatto stesso che i professori si siano riconosciuti, evidentemente intanto li hai delineati bene, scritti bene, e seconda cosa si sono riconosciuti nei propri errori, quindi comunque hai fatto un servizio sociale di pubblica utilità. Saranno grati i futuri allievi di questi professori, sperando che questi possano redimersi, insomma. Invece io volevo leggere queste due righe che trovo veramente illuminanti, bella sta cosa. Lui ha scritto in apertura: essere un buon padre è come farsi la barba. Non importa quanto sei stato bravo a raderti oggi, devi farlo di nuovo domani. E questo l'ha scritto Reed Markham, che io non so chi sia, ma questa frase la trovo bella, perfetta. Bella, sì. Senti Giovanni, quanto lo scrivere ha aiutato te? Parliamo un attimo, andiamo un po' più sul personale adesso, al di là dei personaggi. Quanto ha aiutato te nel tuo... sì, per forza, scusate, almeno una domanda fatemela fa. Nel tuo processo quello di crescita, di evoluzione, ti è stato utile magari anche per risolvere delle tue situazioni? Volevo un po' entrare nel merito del senso della scrittura nella tua vita. Allora, io studio comunicazione. Sono un pessimo comunicatore, cioè non riesco a parlare, nonostante abbia sempre platee molto grandi, parlare con gli scout, parlare con persone anche più grandi di me, e scrivo. Quando non so fare qualcosa scrivo, e quindi mi trovo sul computer miliardi di file, dei discorsi che devo fare, dei libri che scrivo, poesie, perché sono timidissimo. Non si direbbe, vero? Si direbbe. Sono sembra che hai l'aria un po' più da bel tenebroso che da timido, cioè di quello che non vuole dare troppa confidenza, ecco, ma non perché non si vede la timidezza, si vede quello e proprio dice scansate proprio, capito? È una cosa così un po'. Va bene, allora io leggerei, non voglio raccontare troppo come va a finire questo libro perché vorrei tanto che venisse letto. Ah, una cosa però prima, tu hai accennato al fatto che l'hai portato anche nelle scuole. Ci spieghi un po' questa cosa che doveva interessare? Come stava? Come si Allora, diciamo che
è stato subito apprezzato dai ragazzi per la quantità di parolacce che ci sono. Ok. Vabbè, dai, non so. Perché? Perché io credo che le parolacce all'interno di un rapporto tra genitore e figlio, specie se il figlio è adolescente, esistano. Sono stato il primo a dirne, ne dico ancora adesso, quindi funziona così: quando una persona è arrabbiata o esce fuori il dialetto o esce fuori la parolaccia. E quindi i ragazzi delle scuole medie erano molto contenti, allora sì, si possono dire parolacce, si possono dire in un determinato contesto. E è piaciuto proprio tanto. Quindi, ma come sei arrivato nella scuola a presentare questo libro? Questo volevo capire, cioè tramite gli scout oppure tramite il dirigente scolastico, cioè tu sei arrivato là e hai detto adesso vi parlo del mio libro, come si è svolta questa cosa? Allora, tramite il mio agente, che è in platea. Ti paga, sì? Sì? Ti pago? No. Tramite mia madre, che è insegnante, e l'ha portato a una sua collega di italiano, una giornalista del mattino. Le è piaciuto e l'ha inserito in un PON. Poi parlando con vari presidi ci siamo trovati ad andare in varie scuole. In tante scuole sei? Sì, anche quest'anno appena riprende un attimino la scuola per bene vado in altre scuole. Quindi al di là del tuo pessimo piano di marketing sta andando bene questo libro, mi sembra di capire. Visto che sei un esordiente alla fine, insomma in genere gli esordienti, noi parlavamo l'anno scorso con un editore, un buon editore, e diceva che un esordiente può ritenersi soddisfatto già se vende 100 copie. Tu mi sembra di capire che le hai superate queste 100 copie. Fortunatamente le ho superate anche abbondantemente. Sono contentissimo perché non me l'aspettavo. Già non mi aspettavo che qualcuno riuscisse a leggerlo, poi non mi aspettavo che venisse pubblicato, e adesso che è stato pubblicato non mi aspettavo di avere questo insperato successo per un esordiente. Allora, io te l'ho detto prima di iniziare, te lo ridico, questo libro, secondo me, se tu so che adesso stai pensando a una riedizione, perché c'è la possibilità, insomma, di rimetterci un po' le mani, è un libro che sicuramente lo potrai molto ampliare, perché come diceva Manuela, sono tanti personaggi, quindi già solamente delineando un po' di più i personaggi è un libro che può arrivare tranquillamente a 200-250 pagine, e lo rivenderai come nuova edizione, come anche lei ha fatto con un suo libro, perché poi parleremo di Manuela, anche lei ha fatto la stessa cosa con un libro, l'ha rieditato. Si può fare, con grande soddisfazione. Allora, io a parte vorrei ascoltare quanti genitori ci sono qui e quanti figli ci sono qui, sapere un po' cosa ne pensano di quest'idea, però vorrei leggere solamente un piccolo, sono 4 righe, perché non vi voglio leggere il finale, ma quel pezzo che stiamo per leggere fa parte del finale e in qualche modo lascia dei punti di curiosità. Parla di Deborah e dice: Deborah è venuta a vivere da me, ha partorito, è una splendida bambina. Sul nome non abbiamo avuto minimamente dubbi, entrambi eravamo d'accordo. Che nome date alla bambina? Il prete durante il battesimo ci rivolge la domanda. Alessandra, rispondiamo in coro. Quindi, insomma, questo è un po' il finale, una piccola anticipazione che fa capire come vanno a finire le cose, ma non fa capire come si arriva lì. Quindi il libro va comunque letto, perché anche se avete capito che alla fine Deborah ha una bambina che si chiamerà Alessandra, come la prima moglie, ahimè, morta nell'incidente, però dice come si arriva a tutto questo, e che succede in mezzo, e questi omicidi, e queste tinte noir, e tutti questi personaggi. Quindi insomma l'invito è sicuramente di comprare il libro di Giovanni, che tra l'altro si chiama come il protagonista. Ecco, perché tu ti chiami, anzi lui si chiama come te? Si chiama come me perché arrivati alla lettera G dell'alfabeto mi serviva un nome. Poteva Giuseppe, Giorgio, era più facile Giovanni. Ti è venuta la prima cosa G, Giovanni. Era più facile Giovanni. No, anche perché nella vita Giovanni e Marco sono migliori amici, quindi almeno quei 2 nomi dovevano esserci. Vabbè, ti sei fatta anche un regalo, dai, diciamo Esatto, così. esatto. Almeno una citazione. Però poi mi rivedo di più in Marco, quindi dico magari ci cambiamo i nomi. Aspetta che tu esci e ti vedere più nel papà. Quindi, progetti per il futuro l'abbiamo detto, altre domande, il libro che avresti voluto scrivere, non hai scritto, qual è? Bella domanda. Cioè, soprattutto che tipo di libro? Cominciamo Allora, ho scritto un libro umoristico che è quello sul liceo, ho scritto un romanzo, sto pensando di scrivere qualcosa a metà tra il veritiero e il fantasy. Le poesie le hai scritte? Le poesie le ho scritte. Il mezzo noir l'hai scritto?
racconti, in realtà racconti per ragazzi o racconti per bambini? Se no un horror. Allora Horror. adesso resterai ad ascoltare le fiabe di Manuela, che tra l'altro è una cosa difficilissima, È solo vero, per me è scrivere. vero. Ho a casa tanti libri per bambini e penso che non ci riuscirei mai a scrivere una cosa del genere. Con- L'hai detto anche tu parlando del linguaggio di Marco e le parolacce, no? Quando parlavi, è chiaro che poi ogni personaggio deve essere calato anzi ogni linguaggio deve essere calato nel personaggio, quindi è chiaro che nel momento in cui scrivi delle fiabe devi parlare un linguaggio per i bambini, che è molto difficile perché loro sono molto più liberi di noi fondamentalmente, quindi dobbiamo tornare a essere bambini per poter scrivere per Esatto, bambini. dobbiamo riprendere in mano il nostro fanciullino Sì, interiore. ne parleremo proprio fra un attimo. Ma io sto ragazzo lo vedo pronto per la nostra futura masterclass, che parte, ne hai parlato? No, io non gliene ho parlato, gli ho Mi chiesto, sono parlato. gli ho chiesto se ha fatto dei corsi di scrittura e non l'ha fatti ed è gravissimo. Ne Bene, riparleremo. bene, Bene. tanto ne parliamo adesso. Ok, allora, chi vuole fare delle domande al nostro autore, vi ricordo che qui è venuto da Napoli, da dove arrivi tu da Napoli? Quindi insomma, almeno una domanda vale la pena farla, no? Se la merita. Ah, quindi tu sei a Napoli? Cioè, sentivo l'accento napoletano, però pensavo fossi a Roma. Abito a Torre del Greco, quindi Ah, vicino a Napoli. bello bello. Quindi dai, approfittiamo. Non verrà tutti i giorni. Quindi, se avete domande, tanto basta che parta uno, poi sappiamo che partono tutti. Nessuno. La mamma, io vorrei fare una domanda alla mamma di Giovanni. Giovanni, sì, mamma di Giovanni, Silvana, sì lo so, ti chiamo Silvana. Quanto ti impegna questo ragazzo a fare la sua, cioè quanto ti impegna a fare la gente a tuo figlio? Se vuoi venire qui magari Ah no, intervistiamo dai, ti pure. rispondo da qui, tanto abituata ad insegnare, la voce c'è. Perché così riusciamo a... No, non mi impegna tantissimo, diciamo che per me è un piacere, io sono la mamma, quindi sono di parte. Confesso che quando ho letto il libro gli ho detto ma che cavolo hai scritto? Però l'ho portato a questa mia amica che scrive per il mattino e lei mi ha svelato delle cose che io poi ho trovato soltanto, come dire, rileggendolo con calma. No, non mi impegna tantissimo, oramai va da solo. Oramai il libro va da solo e confesso che sono felicissima perché non si è limitato alla libreria alla quale io mi ero rivolta ma è stato preso, che ne so, a Milano, a Cremona, ho saputo a Ferrara, anche a Bologna. Ne parlano, mi hanno mandato delle recensioni, ci sono delle recensioni su IBS, quindi poi tutto sommato sta andando bene. adesso ci impegniamo di più con la riedizione, ma comunque abbiamo già dei contatti con varie associazioni culturali, con varie altre scuole ancora anche fuori dal territorio di casa. Io penso che quando un ragazzo inizia così da giovane a scrivere, lui parlava delle scuole medie, le prime poesie nel giornalino scolastico, vuol dire che c'è un sacro fuoco che non può essere ignorato, che può essere migliorato certamente, e a livello anche di uscita sul territorio, nessuno nasce imparato come si dice in gergo, quindi magari alcuni errori si possono anche fare, alcuni miglioramenti, tanti miglioramenti si possono fare, però l'invito è di non trascurare mai la propria passione e il proprio talento, quindi questo è l'augurio che io ti faccio e mi auguro... È giovanissimo. Devo dire l'età reale o l'età... No, quella è romana. Allora, ne ho 26 reali e ne ho 18 dentro. Ah, io pensavo fosse un po' più. Anzi, diciamo meglio, dal 2014 a oggi festeggio sempre 18 anni. 26 è un scallo proprio, a Roma si dice un E lui se scallo. ne sente 18, penso. Quindi pensa un po', bene. Va bene, allora ringraziamo Giovanni, le domande non sono arrivate, però io spero che verrete a parlare, a volte è il microfono che inibisce, però Giovanni è qua per, magari se volete chiedere qualcosa che io non ho chiesto perché non è, ognuno di voi può avere delle domande diverse. Il libro è qui, come dice sempre Emanuele, il notaio si avvicina ormai un attimo, anche se siamo ancora al mare, quindi può essere secondo me un bel libro da regalare a un figlio o a un genitore, perché no? Perché è ambivalente in questo senso, quindi ringraziamo Giovanni di essere venuto da Napoli e vi invitiamo a rimanere perché tra un po' ci sarà la signora Minelli con il suo libro di fiabe. Facciamo 5 minuti 5 minuti di pausa.